Un intervento necessario per mettere in sicurezza e adeguare alle nuove esigenze la linea ferroviaria Macomerchi-Livani. Così Claudio Solinas, il presidente del Comitato Trenitalia Nuorese, commenta la sospensione della linea operata da Rete Ferroviaria Italiana per 4 mesi, dall'8 gennaio al 5 maggio, per interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico attraverso l'installazione della tecnologia EMTS, il sistema più evoluto al momento per il controllo del distanziamento tra i treni. Un intervento che ha reso necessario il ricorso ai bus sostitutivi, a partire da Macomer, per tutti gli utenti che da Cagliari devono andare a Olbia o a Sassari, tra alcune polemiche sollevate nei giorni scorsi da cittadini e anche da alcuni sindaci. Io penso che ogni euro speso per la sicurezza della linea sia veramente speso bene. Il sistema ERTMS è un sistema all'avanguardia e rende più sicura la linea. È un vantaggio enorme e ritengo che la chiusura della circolazione sia assolutamente una misura necessaria, perché poi chi risponde è RFI, certamente non il cittadino qualsiasi. Un adeguamento tecnologico che tocca il Nuorese, il territorio più bistrattato sotto l'aspetto della mobilità ferroviaria e che ancora oggi si trova escluso dai principali collegamenti tra i capoluoghi di regione, anche da quello tra Cagliari e Olbia. Noi auspichiamo che si investa nella direttrice Cagliari-Olbia passando per l'interno, cioè per Nuoro, con snodo ad Abbasanta, perché è quella l'orizzonte più importante per la Sardegna. Una nuova linea che colleghi Cagliari con Olbia passando per le aree interne e quindi per Nuoro.